Carne in provetta, salmone sintetico, verdure artificiali sono un pericolo reale in termini di sicurezza alimentare, ambientale e sociale. Durissima presa di posizione del mondo agricolo sui rischi legati al cibo artificiale che occhieggia alle porte dell'Europa e potrebbe arrivare presto sulla tavola dei veneti. Cibo sintetico è la nuova minaccia per il settore agricolo italiano. Innanzitutto non c'è a livello precauzionale non c'è alcuna certezza che questo cibo non faccia male, ma l'impatto sicuramente nel territorio è molto grave. Prodotti creati in laboratorio e nei cosiddetti bioreattori, in grado di spezzare il legame fra cibo e natura, che secondo Coldiretti potrebbero limitare addirittura la libertà dei consumatori. Ecco perché l'impatto sulla filiera agroalimentare del Veneto rischia di essere pesantissimo. Va a mettere in discussione la realtà agricole del territorio, i quali oltre a produrre cibo di altissima qualità, per cui ci siamo distinti come produzione agricola italiana e veneta, ma corriamo il rischio di avere un ulteriore abbandono del territorio, visto la zona della pedemontana già di difficile coltivazione. Una minaccia per Coldiretti legata alla grande economia mondiale. È una minaccia che non può esistere, visto e considerato che è gestita e governata da 7 potenti a livello mondiale, e la cosa più grave è che, se non fosse stato per Coldiretti che l'ha portata alla luce, si voleva far passare sotto traccia. Se ne parlerà giovedì alle 8:30 di sera a Palazzo Baggio di Marostica, dove è in programma una serata dedicata proprio al cibo sintetico con i rappresentanti di Coldiretti. Il comune marosticense è stato infatti tra i primi ad approvare una delibera di sostegno istituzionale alle iniziative dell'associazione contro il cibo sintetico.